Allora, quindi per quanto riguarda quel sistema, ecco, e in particolare quel tipo di impianti hanno un fortissimo impatto anche acustico. Non che quest'altro non ce l'abbia, ma è particolare. Immaginate un motore di una nave e vi rendete conto di cosa vuol dire. Ecco, questo per distinguere, perché non tutte le biomasse sono usate nello stesso modo, ma basta dire biomasse. Quello che l'altra domanda invece sul rapporto tra Italia e Francia, si dice abitualmente, ed è vero, che noi importiamo energia elettrica dalla Francia. Ricordo, l'ho detto all'inizio come premessa, il problema energetico non è principalmente di energia elettrica, è stato ribadito da poco. Il grosso dei consumi di energia è calore e trazione. Basterebbe risparmiare l'energia termica che buttiamo via spesso fuori dalla finestra, perché le finestre non sono isolate, nelle case, per avere dei risparmi enormi. Quindi la principale fonte di energia è il risparmio, la seconda insieme con il risparmio è l'efficienza, dopodiché usiamo le migliori possibili. Nessuno pone mai il problema del risparmio e dell'efficienza. Però perché importiamo energia dalla Francia? Perché sarebbe contraddittorio. Noi abbiamo 90 gigawatt installati, ne possiamo consumare al massimo 55 e importiamo energia elettrica dalla Francia. Ma pochi sanno che l'energia elettrica la Francia la importa anche da noi. Perché? Perché, vedete, il problema è quello del sistema, della bilancia, del commercio dell'energia. L'energia ha un suo mercato che è orario, giornaliero, cioè in ogni momento, come in borsa, c'è una valutazione. Allora, quando la domanda di energia è molto elevata, l'energia costa tanto. Quando la domanda di energia è molto bassa, l'energia costa molto poco. Allora, noi abbiamo la possibilità di fornire energia a costi non bassi quando altri sono in difficoltà. Ma gli altri, vedi la Francia, per causa del nucleare, non possono abbassare più di tanto o chiudere le centrali. Per cui quando la domanda è minima, loro producono energia che nessuno consuma in Francia e quindi sono costretti o a buttarla via o a svenderla. In questi casi noi che abbiamo un margine ampio mettiamo, avendo centrali termoelettriche, avendo centrali idroelettriche, avendo centrali cioè che si possono in modo flessibile modulare, abbassiamo la produzione energetica nostra e importiamo a basso costo. L'unico blackout che ha avuto l'Italia è stato nel giorno e nell'ora più di minor consumo che si possa immaginare. Era, mi pare, in settembre del 2003 tra sabato e domenica. È il minimo assoluto. Perché il blackout? Perché era talmente conveniente comprare l'energia che gli altri dovevano buttare via che addirittura non abbiamo abbassato, ma abbiamo spento le centrali. C'è stato il famoso incidente che ha bloccato l'afflusso di energia e siamo rimasti senza, perché ora che si rimettono in funzione le centrali termoelettriche ci vuole almeno 24 ore. Questo non è successo nel nord Italia, dove sono rientrate in funzione immediatamente le centrali idroelettriche che danno energia quasi immediatamente. Questo è l'unico caso in cui abbiamo avuto problemi, capite? Perché era talmente basso il costo che conveniva. Noi cosa facciamo spesso? Importiamo energia a basso costo, la carichiamo, nel senso che usiamo le centrali di pompaggio, e quando la domanda è elevata facciamo scendere l'acqua e magari gliela vendiamo alla Francia a prezzo più alto. Perché noi vendiamo alla Francia? Quando la Francia ha bisogno? Beh, la non flessibilità della Francia fa sì che mentre noi abbiamo un margine ampio di garanzia, tenete presente che una parte delle centrali è sempre in manutenzione, non può funzionare, quindi se io ho 90.000, nella migliore ipotesi ne posso produrre 65-70, sempre una quota non è disponibile. Ma la Francia ne ha molto più di noi come potenza installata, ma per poter ridurre questi sprechi ha indotto i francesi a usare durante l'inverno riscaldamento con energia elettrica. Noi usiamo il metano, non ce ne frega niente se non c'è produzione di energia elettrica. Al massimo l'energia elettrica ci serve per regolare il termostato con la gente, non per caricare. Bene, nel gennaio dell'anno scorso
scorso e credo anche quest'anno, la Francia non è riuscita a far fronte alla domanda di energia elettrica con tutte le sue centrali nucleari e ha dovuto importare dalla Germania, dall'Italia, da chi gliela dava, energia per poter evitare il blackout. Quindi vedete che il problema non è come viene raccontato, cioè noi siamo in deficit e quindi siamo in difficoltà perché se non costruiamo altre centrali dobbiamo importare dalla Francia. Andate a leggere quello che dice il GRDN, cioè l'ente che controlla la rete nazionale e che vi dirà appunto quanta è l'energia installata, quanta è l'energia che consumiamo, quanta ne importiamo e quanta ne esportiamo, perché noi importiamo ed esportiamo a seconda di come conviene fare. Per quanto riguarda altre questioni che erano state sollevate, dunque cosa c'era qui che forse devo rispondere io? Vabbè sì, sarebbe utile modificare gli incentivi, non c'è dubbio, e questo però chi l'aveva detto ha ragione, bisognerebbe anche agire sul mondo politico in maniera tale. In passato qualcuno ha tentato di farlo, sembrava che a un certo punto si sarebbe modificato gli interessi in gioco, qualunque fosse la parte politica, alla fine si è bloccato. Ultima domanda: qual è il mio giudizio nel confronto tra centrali? Io non ho fatto nessuna valutazione di confronti. Il confronto unico che è stato fatto l'hanno fatto coloro che intendono costruire questa centrale e hanno fatto un capitolo dicendo quali sono le emissioni evitate rispetto a una centrale a gasolio. Quante centrali a gasolio si sono costruite negli ultimi 10 anni? Nessuna. Tutte le ultime centrali sono, la maggior parte a metano. Si sta tentando di proporre una contraddizione in termini, il carbone pulito, si stanno proponendo centrali a biomasse, si stanno proponendo centrali nucleari. Ma a gasolio, che io sappia, se uno qua conosce nuove costruzioni di centrali a gasolio, che io sappia, non ne ho mai viste negli ultimi 10 anni proposta neanche una. Allora io come faccio a fare un confronto tra due cose che non esistono? Se voglio fare il confronto con le uniche centrali che hanno costruito recentemente, ma non è la mia idea, io non faccio confronti perché se ho potenza installata in eccesso, che confronto devo fare? Il problema non è costruire nuove centrali, è chiudere quelle più inquinanti e casomai allora si fa il confronto su quali sono meno inquinanti. Ma tra una centrale, per esempio a olio di colza, e una centrale a gasolio, l'inquinamento è uguale perché abbiamo dei vantaggi su alcuni punti del gasolio e dei vantaggi su alcuni punti dell'olio di colza, ma sostanzialmente non c'è differenza. Ma nessuno propone centrali a gasolio. Sulle centrali a biomasse solide abbiamo il massimo dell'inquinamento perché, non so se lo sapete, ma la Germania ha recentemente messo in evidenza come gran parte dell'inquinamento in Germania sia dovuto proprio alla combustione di legna, compresi i caminetti che ognuno di noi ha in casa, con una differenza, che io uso il mio caminetto chiuso, ma io brucio in un anno, non so, forse, non so se arriva una tonnellata. Qui si brucia in un posto solo 90-100.000 tonnellate, capite la differenza che ci vogliono? 90.000 famiglie per fare l'equivalente in termini di caminetti. Questo è il discorso. Allora è il confronto che non fanno in questo modo. Se il confronto devo farlo con centrali esistenti da chiudere e nuove da realizzare, non c'è dubbio che io propongo centrali a pannelli solari e fotovoltaici, centrali là dove questo può aver senso eoliche, centrali soprattutto da chiudere senza sostituirle perché posso soprattutto fare risparmio ed efficienza. Se io faccio risparmio ed efficienza è la miglior cosa. Questo è il vero confronto. Quindi, ripeto, io posso dire che una centrale termoelettrica è comunque inquinante, una centrale a biomasse è comunque una centrale termoelettrica, non può non inquinare, a seconda dei casi è più o meno inquinante di una a gasolio, sicuramente più inquinante di una a metano, ma questo non vuol dire che l'inquinamento di una centrale a metano sia nulla.